Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardegna, imprentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22. In questa puntata siamo andati in sa Sardegna dei Capo e Susu, in sa provincia de Tattari, per vedere sa bella città di medioevali de Castello Sardo, con is caratteristiche biasa e domus. Su Castello, in pizzo del Suburgo, is cresias antigas accumenti sa cattedrale de Santo Antoni, e a Goa, in su sarto accanta, a un di doiari ancora sa rocca pertunta, mello con nota accumenti la roccia dell'elefante. In cui s'alloganta intrusu due domus de Janas. De ingunisi, si usulompius in un'altra bidda de sa Sardegna de su Capo e Susu, Zaramonte. In noi doiari ancora sa is bellus arrastus de su castello de sa famiglia Doria, in sa parte arta de sa bidda. In su sarto, appustisi, e usubio su un ragi ruiu, aici numenau po su colori de sa perda con sa cali stettiu fabbricau. Sempre in su sarto de Zaramonte, e ho fatto un brinchido in su passau, visitendis domus de Janas de su Murrone, tumbas sgavadas in sa rocca pro de 6.000 annus fairi in su Neoliticu. Sempre in questo viaggio, in sa Sardegna de Susu, è usuvato d'appa in Sanglona, in sa bidda de Martis, po biri sa gresia gotica de Santu Pantaleo, in moi abbandonata e chenza de gropettura, ma ancora sa ricca de decorazioni in i murus a intrusu. In su sarto de Martis si savarrauso spantauso de sa bellesa e particolarità geologica de su vadenti de perda de Garrucana, fatto dell'innas fossilisi de milionisi de annus a oi. Su nostro bagamundae possisula se sull'ompius in su Capo e Susu, in sa regione storica che dinanta Anglona. In Sanglona due punti uno scanto de bitas, ma sa pru connota esti sicuramente Castello Sardo. Castello Sardo esti una bida de epoca medioevali, mancai sicuramente già in Bivia, in età preistorica e romana, quando si zerriare a Tibura. Oi esti uno dei logos più connotus de sa Sardegna e migliaia di turisti arrivano in noi ogni anno, più schidotti in si stati. Castello Sardo esti inseria in uno scanto di arrezzas, commenti i borghi più belli d'Italia, le village più belle au monde. Poita ari allogau un'architettura tipica, tradizionale e antica, che esti proschidotto posizionare in sa parte alta de sa bida,
già de noi, dunque dessa vacillata, longus a Sumari e sa costa, poi subire su chiesti su burgu fortificau, in pizzo su Casteddu e a parte manca invece sa seu dessa cattedrale e sta nessa gresia de Sant'Antonio Abate. Parisi con is bidas de posa o de posada, Casteddu Sardu esti sicuramente uno dei borgus mesuevalisi plus interessanti di tutta sa Sardegna. Difatti, in un cuccuru de Arrocca, agattaus una bitigedda con un casteddu e murusu indienniti de su Mesuevo. La storia di questo burgo comincia già in su 1200, quando arriva in noi, siamo in sa parte del Cavo Essuso de sa Sardegna, sa famiglia dei Doria, una famiglia di origini genuesa che attento un po' 2 secoli a su mancus su controllo di tutta questa parte. Oggi Casteddu Sardu è un luogo turistico. Su turismo che è sempre più lungo, poiché finzas a Sierro, per esempio passillai in Ibias, in Ibigedas de questo burgo e biri turistas che arrivano proschidotto del nord Europa, ma pure da altri luoghi del mondo. E dunque, quando non si vuole andare a mare, si stari poresi visitare luoghi culturali come su Casteddu che noi andiamo a biri. E siamo entrati in sa parte più sarta del burgo, hai un di due esti su logo, su monumento principali di tutto Casteddu Sardu. Siamo questionando di su Casteddu, un Casteddu che nasce forse in su 1100, per volontà di sa famiglia genovesa di Isdoria. Isdoria di fatti si tenivano possedimenti in tutta questa parte della Sardegna. Come ti vorrei esibire, siamo proprio accortilati di murusu, di verda locali, teneosu turrisi, e questo castello è stato assediato per sbortas fino al 1448, quando venne conquistato dai aragonesi. Da questo momento Castel Genovese era diventato Castel Aragonese. Dopo aspettai su 1767 con i Savoia può conoscere su nomini che doiesti ancora e stanai Castel Sardo. Oggi su Casteddu è visitabile, doiesti una cooperativa che vari visitas guiadas e tenere in prusu su Museo di Sintreccio, su più importanti di tutta sa Sardegna. Poi Casteddu Sardu è una città accappiata a su turismo, proschidotto a su mari e spraias, ma in Sant'Igorio, in su Mesuevo,
questo luogo è stato scioperato per sa posizione strategica, per su panorama, Mannu, Chibiesi, su Mari, Porto Torres, Sisula de Sasinara e in prusu dei noci si può rilibiri puru Sisula de sa Corsica e in giornarasa prulimpiasa puru su Monti Prusartu de sa Corsica chiesti su Monte Cinto. E passilendo in questo luogo stravanau, a onde si vari ridessi torrausu a Goa, in su tempus, finza a su Mesuevo, sebbene a Sagana den disciri calicuna cosa de prusu. Poi questo è attoviau una de ghias de sul luogo, Maria Antonia Oggiano, grazie a Maria Antonia. Nuda. Nosu volevo uscire cali vunti stettias as fases più importanti di questo luogo, quando è nasciu e quando smittiu de essi un luogo militare. Calteddu nasce il 1200. Nasce non solo come Calteddu, come quilta luogo, ma tutta la Geddaia è nata nel 200. Nasce con il nome di Castel Genovese, a chi ha fondato soldati lì genovesi, la Repubblica Marinara di Genova e la famiglia Doria di Genova. Ma con la conquista da parte della Corona d'Aragona, il nome è cambiato. Calteddu è stato uno degli ultimi Geddai a essere conquistato dall'Aragonese. E solo il 700 diventa Calteddu Saldu. Come ti da conoscevo? Come ti ancora vali. E sarà chilta sempre, come ti hai detto, una fortezza militare. È sempre stata una caselma. E fino a poco tempo fa, perché fino al 1963, chilta era la caselma dei Carabinieri. Bene, dunque, fino al 63 del secolo passato è stato un luogo con una personalità accappiata proprio a ambito militari. E ora invece arriviamo noi, abbiamo turisti che arrivano da tutto il mondo, abbiamo un luogo curato meda. Scio sicuro che questo è uno dei luoghi turistici e culturali più importanti di tutta la Sardegna. Dunque, conta sì che una cosa di pruso a Pizzusu dessa torrata a nascita del su castello di Castello Sardo. Dal 92 il castello diventa un museo. Diventa un museo dedicato a chissà che la tradizione di Calteddu, quindi i baneri, Calteddu ancora vivi, ancora abbiamo tanti artigiani, un bel artigiani che lavorano i baneri. Il museo però è stato dedicato alla Sardegna intera, con naturalmente una parte dedicata a Calteddu più importanti. Vediamo in ogga l'evoluzione che ha l'ubaneri lo tempo. Prima naturalmente si trattava di fare i lavori in casa e dopo invece diventa una cosa turistica, diventa un ricordo da buttare in viaggio e quindi le nostre femmine iniziano a lavorare che il tubaneri a modificarlo, a farlo sempre più bello, più colorato e che il tu segna l'emancipazione delle nostre femmine che lavorano non più per fare i lavori a casa ma per vendere e guadagnare qualche cosa per loro. Ma il museo è dedicato pure ai baneri che si vanno in centro, Sardegna, in sud dell'isola. Sono due piani, il piano di Nanto invece è dedicato allo travaglio. Con tutti questi oggetti, questi utensili che si trattano per l'agricoltura, per la produzione di gaju, ma i pescatori nostri ancora vagilinassi con lo iuncu, o vediamo buru i sfassoni della zona di Oristano, quindi l'intera Sardegna con chiltarte all'interno di questo luogo. Dunque, noi si consigliamo di visitare questo luogo
non scetti po' su castello, su museo, ma pure po' su fatto che i passillendi in Bias a intrusu de su centro storico poresi ancora biri femminas che traballant e fainti is testus o is parineddas commenti si vadiantano a borta e creo che sia forse s'ultimo luogo de Sardegna a onde ancora por esibivi questa esperienza. Grazie a Maria Antonia. Grazie a voi. E dunque si combirà a visitare Casteldusardo. A pochi metri da su castello si vuole visitare la chiesa più importante del suburbo e sta proprio la cattedrale della diocesi di Ampurias che dinanta Sant'Antonio Abate. Questa chiesa è stata fatta in su 1500, consacrata in su 1513 in forma goticos catalanas e questi particolari questa sagara si faccia proprio in summari. Ma una cosa importante è che a Intrusu può esibire uno dei retabli più importanti e famosi de tutta Sardegna, se sono cristiani del suo retablo del suo maestro de Casteldusardo. Un'altra cosa particolare è la torre campanaria, che è stata fatta in su 1300 commenti torri faro e scetti a partire del 1500 e divenne sa torre con le campanas. Particolari sa parti de Vizzus a uno di due punti maiolicas. Una delle ricchezze più mannas di Casteldusardo è questa di vacillare a intrusu dei arrugas e biri artisanus come Nino. Nino ha imparato questa tradizione della sua famiglia, però sa raccontare che alcuna cosa di brusu isso è tutto. Nino, grazie a sa regalare questa esperienza bella meta. Conta sì che alcuna cosa di brusu de gustarti gli due has imparato. Tu vecchio mestiere l'hai imparato da quando era minoredo, da quando in poche parole andava all'asilo, perché vedia a Mennanno e a Babbo che facevano le nassi ed a me questa cosa, questo vecchio mestiere mi è entrata nello sangue, hai compreso? E allora io mi sono innamorato di questa cosa. E cosa le posso dire? Ho fatto i beccatori un poco, da poi babbo mi diceva sempre allontanate dallo mare che non ti dai da mangiare. E così che mi sono allontanato, però io lo mare la ia sempre 30 lo sangue, non l'ho mai abbandonato lo mare. Ascolta Nino, tu sei comunque savarriao, accappiao su mari, difatti si no, sì. A un metro su Bibieso. Ma questa materia prima che tu imperas dieniri comunque de sa terra. Certo. Ita imperas po fai questa nassas? Allora, questa nassa vio lo iunco, detto in italiano ma che fieno marino diciamo, sa ganna, da poi vio l'olevastro, dagli altri, e dopo io che sa molta che è il marrone.
Dunque, però la cosa più bella, come ti appunavo a Singhizzu, è passi là in Isarrugasa e biri artisanus che tu, che fa ancora questa tradizione che viene forse addirittura della preistoria. Dunque, tu sesi su chi allogata ancora questa ricchezza. Cantu personas passano in noi, cantu si frimmanta, e itta ollintisciri a pizzus de gustarti, questa de artis su questionendi. Tanto in Oga passano dalle 1000 alle 2000 persone là di, mi immagini un bel di fotografie o un bel di interviste ed io devo essere all'altezza di raccontare questa antica tradizione. Vengo a questa antica tradizione, non voglio che anda dispersa. Grazie Antonio e buon seguimento per questa attività di tua e complimenti. Grazie a voi. A poca distanza del su castello, dove è una delle chiese più antiche del Castello Sardo. Si è questione di questa chiesa di Santa Maria dei Sgrazias. Questa chiesa è stata fatta già a Singhizzu del 1300, accanto a un monastero dei Benedettinus. Pocanto non si era a cattedrale, comunque a intrusu allogata uno scanto de prendas importanti. Teneus due statue dell'Inna de su Cristo e un mesu busto in s'abside, che contara de su Ecce Homo. Una delle cose più particolari di questa chiesa è pure questo saseo della confraria, che ogni anno, o l'Unisanti, fa il scravamento de su Cristo, sa statua da Bius noci proprio a Singhizzu de Saltari, e a tra obras ponenti ricchezza in questa chiesa, come statuas de bispus, de santus. Una particolarità di questo edificio è che non tiene una gara, ma si entra dessa parti laterali. A pochi chilometri della bidda del Castello Sardo, cara a Giossu, proprio accanto a dessa ruga più importanti che porta a Sabidda, dove è una perda particolare che moi è connota con il nome di Sarrocca des Elefanti, o questa forma particolare che varia proprio un elefante sezio. Ma i locali si anti semplice riau a commenti Sarrocca vertunta, dunque sa perda stampata. È una rocca di origine vulcanica, ma sa particolarità è che ha intrusu due punti due domus de Gianasa. Domus de Gianasa dunque si questionando del Neolitico e sceso che questo territorio è stato abitato già a partire dai 6.000 anni a oggi. A intrusu de questa dus domus de Gianasa due punti, due apposentus, uno che è in sa parte de bascio e uno che è in sa parte de susu. In sa parte de bascio due punti pure dus protumus de bovinus. E dunque una delle decorazioni più diffuse a intrusu de sarti varietali de domus de Gianasa.
Sesu in sa regione storico-geografica de Sanglona, in sa Sardigna de Cabesusu in sa parte centrali. In oggi esu decidiu de visitare oi sa bidda de Zaramonte. Zaramonte è una bidda chi conta pruso manco 1500 bividoris. Esti posta in un luogo artu fatto de verdas de graccari e attento una storia longa chi inghizzata in su Neolitico, dunque in sa preistoria, con, pensai, prus de 20 domus de Gianasa. Sa gente a Sichiu, a vive in questo luogo pure in sedati nuragesa, pensai che a scetti noi si contano più di 100 nuragisi. Ma sa particolarità di questa bidda è sa presenza de su castello, che biesi a Palamias. Esti posto in sa parte più alta de tutta sa bidda. Seuso a più di 400 metri di artaria. Questo castello è stato fatto sicuramente quando Zaramonte faceva parte ancora del su Giuigao de Torres. In su 1259, quando su Giuigao è starrutto, questo castello è passato in mano a sa famiglia genovesa dei Doria. Noi tutti conosciamo uno dei personaggi più importanti di questa famiglia, che è Brancaleone Doria, che viene su Mairu di Eleonora d'Arborea. Difatti sicuramente Brancaleone Doria e Eleonora d'Arborea antibiuvi menoi con un scanto de annus. A gode su 1300 su castello è passato in mano ai spagnolos e poi uno scanto de annus anti certao con su Giuigao di Arbarè e finza saccando i spagnolos hanno conquistato tutta sa Sardegna. Su castello è stato abbandonato a partire del 1600 e da questo momento ne hanno fatto una gresia. In noi però andavo a visitare su chi è parrao di questo castello. E agora si fatto uno scanto de arrughicheddas, pitticheddas entro su de sa bidda, si sono rinesciusu arziai in su cuccuru plus artu de tutto su luogo. Cussu a undi in su 1200 ianta costruiu su castello, quando Zaramonte fiat ancora in su Giuigao de Torres, e in s'accabu de su 1300 su castello fia stato mudato in una gresia. Questa gresia fu intitolata a Santo Matteo, questa proprio Santo Matteo. Questa Santo Matteo vi era già il suo protettore della famiglia dei Doria quando Issus funta in Genova. Il tassaparra era oggi di questa struttura. Chiaramente anti torrà un perai, tutti sperdas, già traballatas del suo castello, ma anti aggiunto uno scanto de nicchiasa, in moi cindivunti sesi, in origini vianta 8. E questa nicchiasa funti artasa, pruso manco 4 metri, e tenenti sa grovettura fatta de maniera a tottudundu. In pruso, in sa parte esterna, teneusu una grovettura fatta con cocciopesto, che serviva proprio a non far entrare s'acqua. Quando hanno fatto uno scavo archeologico e successivamente una spezia del restauro, hanno agattato tumbas a entro del Dogna Nicchia. Dogna Nicchia era in pruso un artari. In pizzo di questo artari
forse si poniant proprio statuas dei santus. E in sa parti invece de Scuricatroju teneus s'abside. S'abside tenere una forma quadrangolare e tenere ancora arcus che funti accappiato a suo stile gotico cadelano, che era suo stile architettonico più spainao in questo periodo. Sa parte però più spantosa de tutto l'edificio è sa torre di campanaria. Questa torre è alta più o meno 20 metri, a entro è una scala che naraus a Sizzigorru e si porta in sa parte più alta da onde vorrei subire tutto il panorama in tutto naraus su territorio circostanti. In tutto su sartu de Zaramonte si contanta più di 101 uragesi. Chiaramente non tutti funti beni allogausu, ma di doiari uno che dinanta nuragi ruiu, esti proprio gusto che teneso a Palasa, tenere questo nome di questa saverda, sa tracchiti, merabortas, tenere questo colore a rubio, che donarà su nomini a tutti su nuragi. Questo è uno dei melus allogausu. Esti proprio accanto a questa strada provinciale, dunque si può lompi in maniera facile. Tenere s'entrata, custenna, con s'architravi in pizzusu, che onara in sa parte, come sa maggiore dei nuragisi, in sa parte di Oprecitroju. E in pizzusu vorrei subire sa fentana, de pesisciri che sa maggioria dei nuragisi, fattusu in sa Sardegna de Capoessusu, tenere proprio sa fentana in pizzusu de s'entrata. Questo nuragi in prusu tenere due apposentus, con ancora sa grobettura, sa dolos. De un apposento a s'altro si può rirarziare pighendo una scala che passa a introsu dei murus. Oggi su nuragi però è serrao, po' questioni di sicurezza, antiposto una capitichedda può non entrare, ma di due punti a Trusumera che si può visitare in tutto su territorio. E usunau che su territorio di Zaramonte tenere un patrimonio archeologico mannum meda. Aonde eusu contao più di 101 uragisi, un castello medioevale, ma in prusu toccherà nai che in oggi somini abbiviu a su mancus a partire da sa preistoria. Più precisamente del su neolitico, quando in tutta l'isola nasce si spaina da questa che gli studiosi nanta San Michele di Ozieri. Dunque è una cultura che sari torrau più di 3500 domus de Gianasa. I domus de Gianasa funti gruttas sgavadas in sa rocca con sumperu de Saverda, già a partire del 4200 a.C. e in tutta sa Sardegna di contau su più di 3500. A pochi chilometri de Sabita de Zaramonte tenesu una necropoli, dunque più di una domus de Gianasa. In oggi in deusu contau poi moi 4. E punti de tipologia differenti,
tenesu cussas con intrada che dinanta suborizontali, o cussas che hanno fatto un vago prusatrigadiu, che denniti un dromos, dunque una anditu di uno scanto di metro che si portara a s'intrada vera e propria, in una antiagattao puru una specie di corridoio megalitico, surtima che antisgavau, e puru senna vitichedda de verda che andara a serrare questa intrada. In pizzusu di questa rocca naturale che è fatta di verda vulcanica, divunti uno scanto di linee fatta probabilmente sempre in età neolitica. Non sceso però chi vunti simboli, chi vunti sette fatta po' a regioni fertilistiche, oppure come antica l'incununarada, questa linea corrispondenti proprio a Sammannaria dei Stumbas, che è intrusu tenenti a su mancu 13 apposentus. Genericamente teneusu Santicella, che è si apposentu centrali, questo che agattau su po' primo, e agoa tutti gli altri apposentus a un diponente gli scheletri dei defuntus. Una in particolare, sicuramente Balleri Savena a dove entrai. E sti gusta che tengo proprio a Palasa, che allocata ancora in sa parte esterna, onde doiesti s'intrada, su Peru de socra arrubia. Socra esti un minerali de ferro, un ubruini che un peranta, is antigusu, due mesturanta con latti, sanguni, acqua, e duponenta a colorai is parettisi de stumbas o a fare proprio raffigurazioni. In oggi intrusu eusu avere una cosa particolare, uno scanto de decorazioni e imprusu anti boffiu imitai cussa che viera sagrovettura de scapannas d'epoca neolitica. Sighemi e moi andaso ad abiri a intrusu. E seso intrausu a intru de una de gustas tumbas. Funti 5 totali, ma una in particolare meresciri de si visitata. Poi entrai doccheras incruai uno scanto de metrusu, truessai un apposento vitichetto che dinarausu anticella e s'agattausu a intrusu de sa parti centrali. Già de questa parti por esubiri is atrus apposentus piticheddus, multicincu e disinarausu nicchias, a undi materialmente vonianta is carenas dei mortus. Arrecordausa qua is domusegianas vianta necropolisi dessa comunidadi, vianta tumbas collettivas, duncas in noi interranta sa famiglia o su clan. Però non s'accontentanta de sgavai sa verda, una verda che siete traballata con picconisi de verda, ma con scraffeddus, sempre di una verda comunque sa tostata, arrinescianta a fare tutta questa decorazione. Si pensai in sa parti centrali, antidorrau a fare, de maniera chiaramente estetica, sa grovettura che doveviada in i barraccas de questo periodo, dunque del Neolitico, che tenianta una base de verda, ma sa grovettura fia fatta de linna, de druncus de linna. E proprio druncus, naisi, traisi, bunti custas che bieusu a rilievo di doiesti una centrali e esatras vunti lateralisi. In prusu agattausu altra decorazionis, presubiri in uno scanto de partisi su Peru o su che varrao de socra rubia, dunque depois immaginai sa tumba tutto colorata de rubio o de grogu e fadianta pure in rilievo cussas che gli studiosos zerrianta protomi taurinas o bovinas, come tipo esibire punti proprio scorso de su boi o de sa bacca, in oggi di tenesu dusu uno in pizzo de s'altro.
ma pure a s'intrada di nesu attrodusu chi punti proprio in pizzusu de senna vitichedda. Un'altra cosa che a cattaso scetti noi e non in isatrastumbasa è una specie di artari totu decorau con rilievo sa base che serviera forzi poponni cussu che ho zerriasu su corredo funerario, dunque sa testus o statuettas de amamai che depianta accompagnai i mortus in subbiagiu in saldilà. A pagu distanza de su centro abitau de Martis da Regorausu esti plus o manca 200 metrus de artaria, s'agattara sa gresia de Santu Pantaleu. Esti una gresia moi abbandonara, sderrutta, e esprimu testimongius a pizzus de gusto edifiziu du sosteneusu risalentisi a su 1300, quando in Sardegna a Bellavellus abbandonara su stili architettonico a romanico, poi imprassai su gotico. Difatti si cussa de Santu Pantaleu esti una de spagu greses de dottu sa Sardegna a essi stetiavata de manera gotica italiana. A Singhizzu, questa gresia teniera scetti una navada, cussa centrali, che esti puru cussa prusarta. Agora è uno scanto de decennius antivattu cussa lateralisi, che ancora vorrei subire. Cussa de su lato de manca, teniri puru un'apertura che esti stetia serrara, però si binti ancora i limiti. S'intrada esti esponida a scuricatrogiu e teniri, come ti biesi, un arco a tottusesto. In sa parte superiori biesu sarrosoni, che esti un elemento che si portano a coddu de su stili a romanico. A Palasa per subire sa durri campanaria che esti arta plus o manco 20 metros. A intrusu tottu sa grovettura de sta ruta, dunque sa parte interna esti a cielo aperto. Però va varrant ancora mera decorazionis, pinturas o partis scolpias proprio in spilonis. I scrovetturas che funti a varrara sentatas funti a crociera. C'è si denai puru che in su 1920 sa gresia venne abbandonata, sconsacrara, poi sa parte da Palasa ni via a Ruendi. Difatti sì, proprio sa parte onde doiesti s'absidi esti posizionata proprio in d'uno gurroppo. De noci difatti si vuole ribiri sa baddi de sa riu Carrucana. Poi in sa parte esterna si vuole intibiri puru simbolus, incisionisi che comunque non rinesceusu a legge, non sceusu quando funti steti avatas e de chini funti steti avatas.
Sempre in Anglona, in Susartu de Martis, dove esti uno dei giassus geologicus più importanti di tutta la Sardegna. Si sono questionendi de Carrucana, onde dovunti truncus, oramai fossilizzausu, che appartenenti a un periodo antico, si sono questionendi più manco de 20 milioni di anni fa. Però tocca a che a S'Anglona è importante della misura archeologica, poiché in oggi, in su 1979, anti agattavo la prima volta a Inasa, fatta da verda deserci che noi abbondara, che funti stettiasa traballatas pensai già più di 450.000 anni fa, e dunque in su Paleolitico e in sa parte proprio in ghizzali del su Paleolitico. Dengunisi ago assomini sempre a parrao in Sisula e a rilassao testimongius già in tutta la Sardegna. Però Carrucana tiene una particolarità, come ti vuoi esibire in mezzo a questo vardo de colori birdi, due punti questa spertasa, arbasa, de forma cilindrica e punti struncusu de pramasa che appartenianta a un uvadenti di 20 milioni di anni fa, quando in Sardegna era un clima di tipo tropicali. Un evento importante, traumatico, forse un'eruzione vulcanica forte meda, ari con su ginigio e la pillusu accarragiava per la pello tutto questo vadenti e questo vadenti che vi era accanto de un lago o uno staini, sesti silicizzato, dunque è proprio un processo chimico-fisico che ha portato a pello a mudare su tronco dei mattasa in perta e poi poreuso biri tutto questo spettacolo che vari già essi in un ambiente, in una dimensione lunari. In uno scanto de annus, l'amministrazione comunale de Martis, in parisi con la regione autonoma della Sardegna, hanno deciso di valorizzare questo giasso. Dunque hanno costruito uno scanto di strutture in sa parte più alta di questo goddo e un'architettura di tipo moderno che serve proprio a castiare tutto il panorama in giro a onde due punti sempre questo struncus o parti di questo struncus. Chi boresi non scetti sa foresta subadenti di Carrucana e sta ricco di questi fossili, ma due punti pure in Sabida accanto, in Perfugas, in su museo geopaleontologico oppure in su museo archeologico Usanna in Tattari. Dunque da regorauso Saiana de Sudempus è un programma che contara il territorio, non scetti da un punto di vista archeologico ma pure geologico. In sa prossima puntata è andare in su Sulcisi e in su Iglesienti, pondisciri de Brusu a pizzus del su cammino minerario de Santa Bravara, sa santa imparadora dei sminatorisi. Questo cammino, fundato a ricordare i smorisi a Cappiaso e Sminasa, oggi esti presenti in meralocus de sa Sardegna e biri arribai genti de tutto su mondo. Partiri de sa Gresia de su buon cammino, in sa parte alta de Iglesias, a undi doiari un guventu, a undi smongiasa de gresura timbrant a singhizu de su cammino minerario. Eus intervistao sa dirigidora de sa fondazione Cammino di Santa Barbara, sa geologa Ponziana Ledda, chi sa rispricao a commenti, cando e poeta e nasciu questo cammino. Sempre in sul logo de Iglesias, eus fatto tappa in sa mina de Monteponi, castiendi s'arrastus de su villaggio, ma pruschidottu uno dei edifici più importanti e simbolicus. E stanai su Buzzusella, inventato del suo famoso ingegnere piemontesu Quintino Sella, pondibogai s'acqua des gallerias. Dengunisi, a pagus chilometrus, si osandaus in sa praia manna de Portuvalla, a onde s'agattant ancora is edificius de s'antica Tonara e de su villaggio dei Piscadorisi. Eus pure intervistau Paolo Loi, che ha realizzato un documentario in parisi con suo regista Francesco Casu,
a pizzus de totus camminus a religiosus de sa Sardigna. Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardigna, in prentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22.